I medici di medicina generale entrano anche nelle case di comunità. Le 102 nuove strutture sanitarie presenti in Veneto non corrono più il rischio dunque di essere scatole quasi vuote. L'accordo firmato dalla Regione e dai sindacati prevede la presenza dei medici di famiglia, oggi organizzati nelle aggregazioni funzionali territoriali, secondo una turnazione che copra la fascia oraria dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì. È un accordo che è nato in condivisione e quindi abbiamo costruito un percorso che ci ha permesso volta per volta di lavorare appunto a dei punti fondamentali. Su questo stiamo lavorando anche ovviamente per riuscire a garantire un accesso agevole all'interno delle case di comunità. Permetteranno quindi appunto ai medici di medicina generale di effettuare delle ore aggiuntive all'interno delle case di comunità. Soprattutto siamo riusciti anche a creare un modello che vada a risolvere un po' le criticità che ci sono attualmente per i cittadini nell'erogazione dell'assistenza. Il sistema di questo cosiddetto modello Veneto andrà a regime dopo l'estate. Ai pazienti deve essere chiaro a chi rivolgersi in caso di bisogno. I cittadini continueranno a recarsi dal proprio medico di medicina generale come sempre, quindi rimane il primo punto di riferimento, il punto fondamentale. In caso di bisogni acuti da risolvere entro la giornata, potranno anche recarsi in casa della comunità. La firma definitiva dell'accordo è prevista nei prossimi giorni. Resta il nodo di circa 30.000 veneti senza medico di base. Vogliamo in qualche modo attrarre i giovani laureati in medicina all'interno della professione affinché scelgano di diventare medici di medicina generale nella loro carriera futura. Medici di famiglia e medici della continuità assistenziale potranno poi fare un massimo di 10 ore settimanali aggiuntive a 60 euro lordi all'ora.